è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Camere del Veneto, su iniziativa della Camera di Commercio di Venezia e con la collaborazione dell'Università Ca' Foscari, ha realizzato uno studio per misurare il livello di benessere nelle regioni italiane, andando ad analizzare non soltanto il prodotto interno lordo, il PIL, ma anche altri significativi parametri. Il premio Nobel per l'economia Amartya Sen, che tempo fa fu ospite di Confartigianato Vicenza, qui le immagini dell'incontro tenutosi al centro congressi di Via Fermi, è tornato in Veneto su invito di Unioncamere per commentare il rapporto denominato Oltre il PIL, che fotografa la geografia del benessere nelle regioni italiane. Il PIL è un indicatore imperfetto perché non misura la reale qualità della vita di una popolazione, ha sottolineato il professor Sen, massimo esperto sull'argomento, in quanto l'alto riconoscimento gli venne conferito proprio per i suoi studi nel campo dell'economia del benessere. Il concetto va superato, per questo sono molto favorevole al progetto Oltre il PIL. Non dico che il PIL sia trascurabile, ha proseguito, ma bisogna analizzarlo in maniera più ampia. Un punto percentuale di crescita del PIL, ad esempio, ha significati diversi da un paese all'altro. In Italia un più 1% viene accolto con entusiasmo, ma questo non accade in paesi meno sviluppati. Per avere come obiettivo l'uguaglianza dobbiamo andare oltre il PIL. In base all'indice di benessere, sintesi di una serie di parametri, il rapporto dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto dice che la nostra regione è seconda solo al Trentino Alto Adige e di poco superiore a due realtà del centro Italia, Marche e Toscana. I valori, come si può evincere dal titolo del rapporto, non considerano solo l'aspetto economico, ma sono costruiti stimando anche indici quali lavoro, istruzione, sicurezza, uso del tempo, rapporti personali e sociali, ambiente e salute. Ecco allora che il Veneto, mentre mostra di essere competitivo in quanto a benessere materiale, nelle graduatorie che riflettono altre situazioni scivola verso il basso. Dati che impongono una riflessione, soprattutto se si pensa al domani del nostro territorio. Siamo secondi nella classifica riguardante la salute, terzi per uso del tempo, inteso come possibilità di gestire le giornate in modo consono ai propri desideri, in fatto di rapporti personali e quindi di relazione con gli altri. Scendiamo invece al quinto posto se si considera la possibilità di vivere in un ambiente ecosostenibile, uno dei fattori fondamentali che influenzano oggi il benessere di un territorio. Il Veneto poi è solo 11° nella classifica che riflette il livello di istruzione. L'istruzione, sottolinea a tale riguardo la ricerca, è una leva importante e insostituibile per la crescita personale ed economica del territorio. Consente all'individuo di coltivare e sviluppare la convivenza sociale e la propria sfera valoriale, di adattarsi alle opportunità occupazionali, di incrementare la produttività. Ancora meno lusinghiero è infine il 15° posto occupato nella classifica sulla sicurezza, il cui indicatore è stato costruito rilevando gli indici di criminalità, violenta e minore, e i morti per incidenti stradali, tenuto conto che su questi eventi possono influire le condizioni della nostra rete viaria. Il rapporto Oltre il PIL di Unioncamere è dunque ricco di informazioni utili per programmare nuove strategie orientate al futuro della nostra regione. Chi volesse consultare nel dettaglio i risultati della ricerca, digiti www.ven.camcom.it.